Ponte degli Alpini e Castello degli Ezzelini sotto una nuova luce. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che ha aderito al progetto di cooperazione territoriale europea denominato PLUS. Illuminare meno e spendendo meglio. È questo il diktat dell'Europa, che potrebbe coniugare l'utile con il gusto di un centro storico più suggestivo. Noi abbiamo sicuramente una parte della nostra città, che è la parte relativa al centro storico, perciò tutta quella parte che va da Angarano sino al Viale delle Fosse, che ha bisogno di un'attenzione particolare in quanto zona monumentale. Per quanto riguarda il Ponte Vecchio e il Castello in modo particolare, c'è la volontà da parte nostra di curare in modo specifico un progetto di intervento. Una illuminazione molto probabilmente a LED, perché ci permette sia di effettuare una scelta del colore il più possibile vicina a quanto richiesto dalle caratteristiche delle mura o del Ponte Vecchio, ma soprattutto perché ci consente di dimerare, pertanto di regolare l'intensità della luce. Di tutto questo si parlerà lunedì pomeriggio dalle 14:30 in Sala Chilesotti.